L'alleanza con Calenda che noi abbiamo fatto è un segnale positivo, e anche con la Bonino, di unità, di responsabilità, che pone al centro questioni programmatiche serie, il lavoro, l'impresa, la sostenibilità ambientale, e che di fatto ha riaperto la partita per le elezioni politiche, perché questa alleanza è un'alleanza competitiva. Per Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, la partita è riaperta e lancia una frecciatina. Dobbiamo lavorare, c'è ancora un 40% di incerti, ma se qualcuno pensava che avesse già vinto il centrodestra, non è così. Ora occhi puntati sui Verdi per una larga alleanza di centrosinistra. Stiamo lavorando anche in queste ore all'individuazione di un accordo per definire un'alleanza di centrosinistra in cui ci sia il Partito Democratico con la propria lista, democratici e progressisti, perno di un'alleanza che al centro veda anche le forze che fanno riferimento a Calenda e alla Bonino, e a sinistra veda una presenza delle forze che fanno riferimento ai Verdi, a Europa Verde e alla sinistra italiana. Si sta anche lavorando per la composizione di una lista civica che faccia riferimento ai sindaci. Questa legge elettorale, spiega Martella, obbliga a fare delle alleanze ed è per questo che noi le stiamo ricercando. Sono intese di carattere elettorale ma anche di carattere programmatico. Noi vogliamo fornire al Paese un messaggio chiaro, quello di una coalizione democratica, progressista e ambientalista che possa occuparsi dei problemi e dei bisogni delle persone.